portando via i territori, ancora un po' ci pagano per vederci, dovremmo pagare noi per vedere il mare. Guardate, cioè non possiamo dire ma noi siamo fortunati, viviamo in Sardegna, ce la stanno rubando la Sardegna, i nostri giovani stanno emigrando per disperazione e quelli che non hanno il coraggio di emigrare si stanno suicidando. È morto un ragazzo di 30 anni l'altro giorno, ma noi non possiamo stare indifferenti. Questa è la nostra madre terra, ce la invidia il mondo e noi non siamo capaci di difendere questa madre. Guardate, io ero iscritta alla Camera di Commercio come agente editoriale. Qualcuno mi conosce lì perché io vendo libri sulla Sardegna da 30 anni, per far capire ai sardi che era inutile comprare la Treccani e non sapere le origini del nostro popolo. Cioè io sono andata nelle case, conosco i problemi del Sulcis-Iglesiente, ho visto operai morire a 38 anni per la colonizzazione imposta di fabbriche inquinanti che ci stanno uccidendo anche i bambini. E perché non lo dicono? Facciamo le bonifiche. Le bonifiche sono obbligatorie per legge. Se qualcuno avesse il coraggio di dire a queste aziende si dove andai, bene, prima bonificai sul luogo e poi si andai a Cazzino. Rendete conto che Malta, uno scoglio in mezzo al mare, 400.000 abitanti, vive di turismo e noi siamo morendo voi basi militari italiana. Ero iscritta all'ufficio IVA e alla Camera di Commercio come agente editoriale. Siccome erano più le tasse alla fin fine che ero costretta a pagare che il guadagno effettivo, perché chi vende libri non si arricchirà mai, mi sono cancellata alla Camera di Commercio e faccio il libraio ancora oggi. Beh, ho ricevuto una cartella di Equitale per farvi capire solo anche in cifre piccole quanto è equa quest'Italia. Mi è arrivata una cartella a novembre scorso, anzi 2, di 50 euro l'una. Va, non capivo. Vedo dietro INPS. Aspettate bene, stiamo parlando di novembre 2010, INPS 88-89, l'altra 90-91. Ma sono venuta qui, gli ho detto scusate, ma me lo spiegate cos'è questo? Ah signora, erano 4-5 mila lire, benissimo, adesso sono diventate 50 euro. E la prescrizione, perché non me le avete chiesti prima quando erano 5.000 lire? Ah signora, lei può fare il ricorso. Col cazzo che faccio il ricorso, che devo pagare 100 euro per fare il ricorso e mica me la fanno gratis il ricorso. Però è così che ci stanno prendendo in giro, perché poi uno per dormire tranquillo si svena e cerca di pagare pur di non sentirli più, perché io capisco l'ansia che state provando tutti quando ricevete delle raccomandate nella cassetta postale o quando arriva il postino. Ci stanno rovinando i sogni, ma noi non possiamo più permetterlo, quindi lottiamo tutti quanti uniti, difendiamoci. Loro non possono vincere contro un popolo intero e stiamo attenti, perché adesso il referendum contro il nucleare dobbiamo vincerlo, perché questo è il prossimo passo. Ci vogliono sommergere di scorie di merda sulle quali si sono arricchiti loro 30 anni fa, e siccome non sanno dove metterle dicono poverini sardi, li mettiamo all'Alcoa perché così accontentiamo gli operai. State attenti operai dell'Alcoa, perché questo è il tranello, ma se ci tenete ai vostri figli, ai vostri nipoti, a chi nascerà su questa terra, non dobbiamo essere noi la generazione peggiore che sia nata in Sardegna. E ora vi chiedo scusa, io uso il cuore, non sono un politico di professione, però
cioè tutti insieme. Coraggio, ce la facciamo, d'accordo? Forza!